pagare anche i sacchetti degli alimentari nei supermercati e negozi a favore dei biodegradabili, consumatori su piede di guerra, rabbia e rassegnazione dei cittadini per l'ennesimo balzello. Il 4 gennaio saranno 10 anni dall'incidente aereo che a Los Roques, al largo del Venezuela, ha costato la vita alla famiglia Durante. Malgrado il relitto sia stato individuato, giace ancora in fondo al mare. Nella centralissima fra Gioconda, Treviso, garage svaligiato 2 volte in 3 giorni. I ladri rubano una bici, poi ritornano e svuotano la dispensa, la rabbia e l'insicurezza dei residenti. 2018, anno delle prime competenze per l'autonomia, tra queste l'occupazione con il governatore Luca Zaia che chiede a imprese e lavoratori di creare un modello veneto per i veneti. Cittadella della Salute, il nuovo cafoncello pronto per il 2020, poi il trasferimento dei reparti, l'impegno di USL 2 regione, intanto dopo il caso geriatria si rinnova. Festa di Capodanno, Treviso passa l'esame sicurezza, rapina con truffe in Riviera Santa Margherita, arrestato un 19enne, prossimi eventi blindati, il carnevale e il rogo de Avecia. A Loria, sconcerto e dispiacere per il furto della maialina Amy, diventata la mascotte del centro che accoglie i ragazzi autistici. Ladri senza scrupoli non hanno risparmiato neppure l'animale. Buonasera e buon anno, ben ritrovati con le informazioni da Treviso e provincia. Dunque l'avete sentito anche dai nostri titoli, in primo piano quella che è stata ribattezzata come la rivolta dei sacchetti, perché con l'inizio dell'anno nuovo, del 2018, non bastavano gli aumenti di luce, gas e delle tariffe dei caselli autostradali, anche il nuovo balzello in cui ci si imbatte da oggi al supermercato, perché i sacchetti per la frutta e la verdura biodegradabili sono a pagamento e la cosa fa infuriare i consumatori e le associazioni che li difendono. Non sanno più dove mungere, diciamo così. Sono soldi buttati. Sacchetti per frutta e verdura a pagamento, in questo inizio d'anno già pieno di aumenti, il recepimento della direttiva europea che impone ai negozianti di far pagare da 2 a 10 centesimi i nuovi sacchetti biodegradabili scatena le ire dei consumatori trevigiani, molti dei quali escono dal supermercato con la merce in mano. Teniamo così, sono pochi però no, per chi compra tanta frutta o verdura a fine anno diventa una spesa. Quindi non esiste. Per evitare sprechi, meno plastica e anche i 10 centesimi o quello che è della busta fa la differenza. Penso che sia un po' eccessivo visto il periodo e vabbè, è la conseguenza di questo paese, andiamo avanti a pagare le cose. È veramente assurdo, sì, perché comunque le borse le prendiamo lo stesso, perciò non ha senso. Non va bene. Non va bene. Adesso aumenta la luce, adesso aumenta il gas, diminuiscono le pensioni e così via. Qualcuno viene colto impreparato. Mi sono accorta che i sacchetti non sono come quelli di prima, sono più buoni, però mi sono anche chiesta, ho visto questi sacchetti adesso li pago. Non saprei. E quindi aumento? Tutto aumenta, è sempre da pagare. Qualcun altro se ne fa una ragione. Si fa anche l'uso dell'umido, ho visto che sono biodegradabili, quindi almeno un vantaggio. Va bene, se c'è da pagare bisogna pagare. 2 centesimi sembra che non sono tanti, ma vabbè. Il Codacons nazionale ha già interpellato il Ministero dell'Economia per capire quale sia la ratio del provvedimento per impugnarlo eventualmente di fronte alle autorità competenti. Di onere ingiusto parla il referente veneto Franco Conte, secondo cui per l'ennesima volta l'inefficienza dello Stato viene fatta ricadere sui consumatori. 10 anni fa la tragedia di Los Roques con la morte della famiglia di Paolo Durante e Bruna Guernieri e delle loro figliolette. I loro resti giacciono ancora in fondo al mare. 10 anni, dice il padre di Bruna che abbiamo raggiunto a Noale, 10 anni che pesano. Pesano, purtroppo per noi è impossibile dimenticare, no? Giovedì saranno 10 anni, un tempo infinito, come il dolore che continua a logorare i parenti della famiglia Durante di Ponzano Veneto, morta nella tragedia di Los Roques e mai riportata a casa. Erano in 14 sul bimotore della Transaven che si è inabissato in mare, individuato nel 2013 a 970 metri di profondità, che custodisce ancora i resti di Paolo Durante, della moglie Bruna Guernieri, di Noale e delle figliolette Emma, Viola e Sofia. Prima abbiamo lottato per individuare l'aereo perché c'erano dei dubbi qua e là. Una volta individuato si pensava che in qualche maniera
si potesse recuperarlo, visto che ci sono le possibilità per recuperarlo, ma è rimasto là, e basta. E quando io sento che per gli extracomunitari tutti i giorni, tutte le ore, tutti i momenti si interessano di più e per i nostri, e sono 8 gli italiani, noi ne abbiamo 4 nella nostra famiglia, ma ce ne sono altri 4 italiani. Era la gente normale, non erano dei delinquenti. La rabbia, l'amarezza, la delusione per il silenzio dello Stato, per l'inerzia della politica, 3 milioni stanziati dall'Italia, altrettanti dal Venezuela per recuperare il relitto, rimasti inutilizzati per la confusione che regna oggi nel paese sudamericano. Da settembre è disponibile un'altra soluzione, la cifra finanziata dall'Italia sarebbe sufficiente, ma nulla si muove. Mi sa che hanno messo a disposizione 3 milioni di euro, ma con la speranza che non vadano spesi siamo a posto, insomma. Nessuna tomba, solo il ricordo nel cuore di chi non c'è più. Noi li abbiamo salutati la sera, siamo andati a cena assieme la sera prima di partire e li abbiamo salutati lì a Ponzano sul ristorantino e ogni tanto quando passo di là, perché ho un'altra figlia che abita a Villorba, e basta, guardo sempre dove le ho salutate l'ultima volta. Ritrovato vivo e in buone condizioni a Casier Tomislav Pleko, 60enne di origine serba che nel periodo natalizio si trovava a Morgano da parenti. L'uomo era sparito improvvisamente sabato 30 dicembre nel primo pomeriggio. Moglie e cognata lo avevano visto per l'ultima volta nella loro abitazione di via Settimo. L'uomo non parla italiano e soffre di vuoti di memoria dovuti ad un precedente problema di salute. E questo aveva fatto temere il peggio, tanto che si erano attivati i carabinieri ed erano iniziate le ricerche. Il ritrovamento è avvenuto nel giorno di Capodanno, appunto come detto a Casier. L'uomo è stato riaccompagnato dalla sua famiglia. Un lieto fine dunque in questa vicenda. Continuiamo con la cronaca, doppio furto in garage nel giro di 3 giorni. È accaduto nella centralissima zona di Fragiocondo a Treviso in pieno pomeriggio e con un bottino insolito. Garage svaligiato 2 volte in una manciata di giorni, bottino, prima una bicicletta, poi il contenuto della dispensa, decine di barattoli di salsa di pomodoro, olio e vino. Accade non in una zona isolata, ma in pieno centro a Treviso, un condominio di via Fragiocondo. Vittima una coppia di professionisti trevigiani, venerdì il primo colpo con la serranda del garage scassinata, stanotte la replica. Questa mattina mio padre, che passa a controllare, mi dice che la serranda era stata nuovamente forzata e che ignoti hanno rubato 40 vasetti di salsa di pomodoro, marmellate, 6 litri di olio, un po' di bottiglie di prosecco, pesche sciroppate, oltre a vari oggetti che avevamo in garage. Colpi messi a segno di pomeriggio in una zona già battuta anche la scorsa estate e in cui i residenti si sentono poco tutelati. Quando ci lamentiamo periodicamente appunto per quello che succede, ci viene sempre detto passeremo, verificheremo, però la vera soluzione sarebbe poter installare delle telecamere e da quanto mi risulta abbiamo fatto la richiesta al comune ma non c'è stato permesso ancora per motivi di privacy. Alle vittime non resta che denunciare, ma questo non basta a compensare il sentimento di insicurezza. Rimane un po' di amarezza, ripeto, non tanto per la bicicletta che si ricompra e per la salsa del pomodoro che vale ben poco, quanto per il fatto che una persona confida che quando chiude a chiave una serratura, questa serratura resti chiusa, ecco. E invece non è così, per cui quando si va via, quando ci si muove, c'è sempre il pensiero di quello che può succedere, non tanto in garage ma magari in casa, ecco. Ultima pagina, inaugurato oggi al Cafoncello di Treviso del rinnovato reparto di geriatria, la presenza del governatore del Veneto Luca Zaia, presidente che ha fatto il punto sul percorso autonomistico della nostra regione, parlando anche di Costituzione e di Via Veneta per dare più opportunità di lavoro ai veneti. La madre di tutte le battaglie sarebbe quella di cambiare la Costituzione, però è pur vero che oggi abbiamo il terzo comma dell'articolo 116 che ci permette a Costituzione invariata di negoziare su 23 materie.
Cambiare la Costituzione per dare ancora più autonomia al Veneto. È chiaro il governatore Zaia sulla strada intrapresa dalla nostra regione e che ora viene seguita anche da altri. Grazie al nostro referendum si parla di regionalismo e si parla di autonomia, e vedo anche con piacere che ormai un po' tutte le coalizioni che si presenteranno alle politiche parlano nel loro programma dell'autonomia. Del resto non potrebbe che essere così, visto e considerato che c'è Veneto, c'è Lombardia, c'è Emilia Romagna, c'è Liguria, c'è Campania, c'è la Puglia, per cui tutta l'Italia pian piano per la proprietà transitiva diventerà autonoma. A gennaio verrà definito il percorso per ottenere le prime 5 materie, tra queste il governatore ha particolarmente a cuore il tema del lavoro, per il quale oltre alla formazione e all'aggiornamento chiede a imprese e lavoratori di pensare alla Veneta. È fondamentale affrontare questo problema da Veneti in Veneto, per tutti quelli che sono qui in Veneto, perché abbiamo 175.000 persone in cerca di lavoro, tra i quali sono molti giovani e molti over 50, e quindi penso che un abito sartoriale su misura anche al mercato del lavoro con l'autonomia vada fatto. Del resto le regioni che lo fanno hanno bei risultati. La regione che ha più bassa la disoccupazione è il Trentino Alto Adige, la seconda regione in Italia con la più bassa disoccupazione è il Veneto con il 6,9%. E per chi in tema di autonomia ha invece deciso di cambiare, arriva inevitabile il monito. Ho sentito dire per anni che Sappada se ne va per fatti culturali, e allora prendo atto dei fatti culturali, però dico anche che Sappada secondo me non è andata in Friuli, Sappada apre gli occhi e è andata in Carnia, quindi si renda conto della grande avventura che sta per intraprendere. Ed ora il bilancio del Capodanno nelle piazze della Marca. Tutto si è svolto regolarmente, anche se la blindatura prevista dal Ministero dell'Interno ha portato meno gente sotto i palchi. A Treviso ora si pensa già ai prossimi appuntamenti in calendario, partendo dal Carnevale e a seguire il processo di Ponte Dante. 7.000 euro in più per la sicurezza, oltre ai 40.000 per la musica e lo spettacolo pirotecnico. E questo è l'investimento del comune di Treviso per la festa in piazza di Capodanno. Un San Silvestro che, complice un po' di crisi e molti controlli e limitazioni, ha visto meno gente in città. Ci siamo dovuti misurare per la prima volta con la circolare Gabrielli, che ha imposto delle misure di sicurezza e dei controlli e anche un numero contingentato poi di fruttori degli spettacoli. Una blindatura con limitazione all'entrata alle 22 è stata comunque accettata dai circa 3.000 trevigiani che hanno sfidato il freddo e la leggera pioggerellina dopo la mezzanotte. Non c'è stata né ressa alle transenne, né proteste né tensione. A un certo punto è stato possibile anche aprire per gli ultimi arrivati gli accessi, quindi la possibilità di entrare dentro nelle piazze. Tutto si è svolto come da programma per un Capodanno che comunque ha visto meno gente in movimento, meno botti e per fortuna meno ricoveri all'ospedale. Prossimo evento che dovrà affrontare la direttiva Gabrielli è il Carnevale e subito dopo il rogo di Ponte Dante di metà Quaresima. Il metal detector, queste misure così importanti saranno utilizzate a fronte di grandi eventi. Certo il Carnevale è importante, ma ha un'organizzazione assolutamente diversa. Pensiamo allo spostamento stesso dei carri allegorici. Quel processo alla Vecia non sarà sotto processo dal punto di vista dei controlli così rigidi. Certamente una osservazione, una scrupolosa attenzione a che non avvengano episodi spiacevoli, questa sicuramente dovrà esserci. Torniamo alla cronaca, continuando però a parlare dell'ultimo dell'anno, perché a Treviso la sera del 31 si è registrato un arresto per rapina, quello di un 19enne che ha sottratto il telefono ad una giovane bellunese ed è finita in zuffa. Rapinato del telefono e poi colpito alla testa con una bottigliata mentre tentava di riprenderselo. La disavventura domenica sera in Riviera Santa Margherita, a Treviso, vittima un ragazzo bellunese di appena 17 anni, aggredito da un giovane quasi coetaneo, un 19enne di origini marocchine, spalleggiato da alcuni complici. Erano circa le 22 quando il 19enne, residente a Preganzioli, insieme a 2 amici, ha puntato il minorenne che, smartphone alla mano, cercava un locale in cui trascorrere il veglione di Capodanno. I 3 sono scappati velocemente, ma senza fare tanta strada, e quando la vittima si è ritrovata faccia a faccia col ladro ne è nata una zuffa, finita con una bottigliata in testa al 17enne che a quel punto ha estratto di tasca un coltello. Con la città presidiata dalle forze dell'ordine per la notte di San Silvestro, sul posto sono arrivati in pochi istanti carabinieri ed esercito. Il 19enne è stato arrestato per rapina, ma anche il 17enne, medicato in ospedale, dovrà rispondere del porto abusivo del coltello.
E purtroppo il Capodanno in Pedemontana registra un'aggressione in famiglia. Un 50enne durante i festeggiamenti ha mandato all'ospedale la moglie e la suocera. È successo a Possagno. Capodanno senza botti, ma con tante botte in un'abitazione di Possagno. Complice probabilmente l'alcol assunto nel corso della serata, un uomo di una cinquantina d'anni ha picchiato con un attizzatoio per il caminetto moglie e suocera davanti ai figli minorenni, costringendo i carabinieri ad intervenire. È successo in un'abitazione nei pressi dell'istituto Cavanis. La notte brava si è conclusa con la moglie che è finita all'ospedale, la suocera contusa che è stata medicata dai sanitari del 118 e l'uomo che ha rimediato una denuncia per lesioni personali. Alla base della lite, che ha scatenato l'aggressione per futili motivi, ingigantiti dall'alcol assunto durante il cenone. Erano da poco passate le 3 della notte quando al pronto soccorso è arrivata la telefonata con la richiesta di soccorso da parte di una donna di Possagno. All'arrivo trovano 2 donne in lacrime. Non l'uomo alterato, probabilmente dai fumi dell'alcol, verrà trovato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri mentre vaga per strada con una valigia in mano. Per il 50enne è scattata una denuncia per lesioni personali aggravate dall'uso di un attizzatoio da caminetto. Ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con altre notizie da Treviso e provincia. Restate lì. Virale. Di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Abbiamo parlato in precedenza dell'inaugurazione del nuovo reparto di geriatria al Caffoncello di Treviso alla presenza del governatore Luca Zaia. Ebbene, il direttore generale Francesco Benazzi ha espresso la sua soddisfazione per questa importante inaugurazione e ha indicato nel 2020 la data della nuova cittadella sanitaria. Entro il 2020 noi dobbiamo avere il blocco principale di 600 posti letto monitorati, che poi sono quelli ad alta tecnologia, perché il resto saranno ovviamente posti letto per le degenze di medicina, quindi ordinarie, oppure di geriatria e la parte amministrativa, per cui il grosso dell'intervento deve essere concluso nel 2020. 2 anni per il nuovo Caffoncello, è l'obiettivo di Regione e US2 per quello che diventerà uno dei centri principali della sanità veneta. Intanto oggi ci sono state 2 inaugurazioni, il rinnovato reparto di geriatria e una nuova macchina per la diagnosi dei tumori nel reparto di medicina nucleare. Un investimento da 2.700.000 euro per uno strumento davvero unico ed innovativo. Questa è una macchina al top di gamma, una macchina tra le migliori al mondo, consente di fare esami ibridi ad altissima definizione, quindi con una qualità poco ritrovabile in tante altre macchine già presenti sul suolo italiano. Questa macchina significa una velocità di acquisizione del loro esame, quindi un agio nel fare l'esame, e significa anche avere una qualità dell'immagine tale che ci consente di interpretare al meglio la presenza o meno della patologia sospettata. Altra inaugurazione riguardava il reparto di geriatria, struttura adattata e organico non sempre sufficiente, avevano sollevato un caso che la ristrutturazione ha concluso. Un'area di 350 metri quadri è stata ripensata portando i 44 posti a 28, però suddivisi in 6 stanze da 4 letti e 2 da 2. Attenzione al paziente soprattutto verso il fine vita, con una camera dedicata agli ultimi momenti ed un'altra per il raccoglimento dei familiari prima del trasferimento della salma. Un reparto che solo nel 2016 ha visto oltre 3.000 ricoveri e che punta a rinnovare non solo ambienti e infrastrutture. Proprio per questo stiamo cercando di fare una rotazione del personale, portando persone giovani e cercando di alleviare ormai chi da tanto tempo è in un reparto così difficile da gestire. Speriamo che queste 2 cose insieme riescano a garantire una risposta soddisfacente all'utenza. 4 le sostituzioni già programmate. Adesso abbiamo trovato una persona, dovremo fare un avviso pubblico velocemente per portare a casa gli altri 3 geriatri. Contiamo per fine gennaio di averli tutti 4. Torniamo a parlare dei 10 anni dalla tragedia di Los Roques, quei corpi che non sono stati mai recuperati, che continuano a giacere in fondo al mare. Abbiamo in collegamento telefonico il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente, grazie per essere intervenuto. Buonasera, grazie a voi. Buonasera. A tutti. Presidente, prima abbiamo sentito le dichiarazioni del padre di Bruna Guernieri, parole colme di dolore, il dolore di un'intera comunità che non ha potuto ancora piangere su quei corpi mai recuperati. Ma sì, questa è la storia di una tragedia, un'immane tragedia nella tragedia, nel senso che dopo aver visto decimare una famiglia intera,
i familiari non possono neanche avere una tomba sulla quale piangere i loro cari. È una vicenda che conosco bene e devo anche dire che l'ho seguita per quanto possibile anche nel periodo in cui sono stato ministro, perché questa è una partita squisitamente governativa e soprattutto seguita, o almeno dovrebbe essere seguita dal Ministero degli Esteri. Detto questo, visto anche il bilancio di tutti questi anni che sono passati, penso sia doveroso che ci sia un colpo di reni e questa partita la si chiuda. Da quel che so io, da quel che si capisce, anch'io leggo i giornali e dalle poche informazioni che si hanno capisco che il problema non sembra non sia più economico ma sia semplicemente di burocrazia. Ecco, per una volta l'ufficio complicazioni affari semplici se ne stia fuori e si faccia in modo lì a Roma di dare una mano a questi familiari che hanno diritto di riavere i corpi dei propri cari. Qualcuno ha proprio puntato il dito contro la politica Rea di non aver fatto abbastanza, di non essersi mosso nei giusti canali per spingere a continuare le ricerche. Ma a me sembra logico che sia così, ma senza star lì a cercare polemiche politiche, perché poi ce ne sarebbe per tutti. La verità è che dopo tutti questi anni una famiglia che è stata tragicamente decimata si ritrova ancora a non essere recuperata dal fondo del mare, e penso che questo sia chiaro e sia purtroppo anche un brutto segnale del fatto che forse di interessamento ce n'è stato poco o quantomeno superficiale in questi anni. La Regione può fare poco, ma magari spingere qualcosa per far muovere qualche corda, governatore, è possibile? Ma guardi, io non ho l'aggiornamento recente sulla vicenda, però la Regione stimola il governo e fa un appello al governo affinché riapra questo dossier e faccia in modo che lo si chiuda anche con altrettanta velocità, in maniera anche definitiva, e che fra 10 anni non sia ancora qui a celebrare anniversari ma senza avere recuperato i corpi di queste povere persone. Quindi insomma dal Veneto parte un appello a Roma ben forte perché si riaprano queste ricerche. Certo, è minimo, è doveroso, e penso che non servano minacce o dibattiti politici, perché sarebbe anche poco edificante. Penso che chi ha orecchie da intendere intenda, il che vuol dire che a Roma sanno benissimo che hanno un conto aperto con questa famiglia e con questa comunità. Ringraziamo il Presidente del Veneto Luca Zaia per le sue parole. Grazie Presidente, grazie per essere intervenuto in diretta. Ladri senza scrupoli, continuiamo con la cronaca, hanno rubato la notte di Capodanno a Castione di Loria la piccola Amy, maialina vietnamita da compagnia, mascotte dei ragazzi del centro per autistici. A darne notizia la stessa struttura Casa Gialla nel proprio profilo Facebook. Per molti sarà stato solo un maiale, ma per i nostri ragazzi era qualcosa di più, si legge. Un modo per insegnare ad amare, per insegnare a prendersi cura di qualcuno, ma ancora alla volta la mano dell'uomo ha distrutto ogni cosa. Il piccolo animale potrebbe essere stato ucciso prima del furto. Sarà difficile spiegare ai nostri ragazzi perché la loro piccola Amy non c'è più in quel recinto, dicono sempre dalla Casa Gialla, e perché al suo posto ci sia una chiazza di sangue. Chiediamo a chi ha visto o sentito qualcosa di avvisarci o di farsi avanti in modo tale da proteggere gli altri amici animali presenti nella struttura. E speriamo davvero che qualcuno possa farsi avanti ed aiutare questi ragazzi ad avere un po' di pace dopo questo dolore per la scomparsa della piccola Amy. Per la nostra rubrica dedicata ai presepi vediamo ora una natività realizzata a Breda di Piave. So this is Christmas. Noi siamo Luca e Jenny. Il nostro presepe è stato fatto da tutta la nostra famiglia con la collaborazione di nostra nonna e di nostra nonna. Ci abbiamo messo 20 giorni, il muschio l'ha portato il nonno Valliano e la nonna Gabriella. Una delle cose che mi piace di più è il pescatore, perché è uno dei pochi elementi che si muove.
Buone feste a tutti quanti. Con queste immagini termina questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come di consueto le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Qualche disturbo sulle nostre regioni, specie nella seconda parte della giornata, ma tempo in prevalenza stabile ovunque. Vediamo il dettaglio del 3 gennaio. Sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse al mattino, ma in rapido dissolvimento. Meglio sui restanti settori con ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime comprese tra 5 e 8 gradi, minime tra -2 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il tempo sarà in prevalenza buono al mattino, qualche foschia sul Pordenonese, col passare delle ore qualche nube e una lieve instabilità sarà possibile sui settori settentrionali della nostra regione, anche con isolati piovaschi. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, minime tra 1 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qualche debole piovasco sui settori meridionali del Trentino, possibili precipitazioni anche nevose sull'Alto Adige sopra i 900-1000 metri. Temperature massime comprese tra 1 e 6 gradi, minime ampiamente sotto zero tra -8 e -2 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.